Buongiorno, ben ritrovati, buona domenica. Oggi in primo piano la cronaca, perché ieri è stata davvero una giornata tragica sul fronte degli incidenti stradali, almeno 5 i morti nel Veneto, 2 nel Padovano, uno sulla Treviso Male, ve l'abbiamo raccontata ieri nel corso dei nostri telegiornali, uno poi nel Trevigiano a Casale d'Altivole ed ancora uno nel Veronese, un 67enne, uno schianto frontale fra due auto, è morto il conducente di un SUV, feriti i passeggeri che si trovavano con lui. Insomma, davvero un bollettino di guerra, e ne parliamo insieme a Romina Ceccato, che è presidente di ALBA, Associazione per la Sicurezza Stradale. Intanto buongiorno e grazie per essere qui. No, buongiorno e grazie a voi sempre per l'invito e per la possibilità che mi date appunto per sensibilizzare e far capire appunto, come ha detto, che è un bollettino di guerra, che è solo l'inizio di un bollettino e cerchiamo insieme di far terminare questo bollettino di guerra. Quindi io ringrazio voi sempre per la disponibilità che mi date. Noi prima di iniziare a parlare di questo ci colleghiamo, non so se è già collegato con noi, il nostro Cristian Arboit che si trova sulla Treviso Mare, non so se c'è già Cristian, sulla Treviso Mare dove vi ricordo c'è stato l'ennesimo incidente mortale sullo stesso punto. Ieri il sindaco era disperato, ci diceva questo silenzio assordante, perché la strada ovviamente era stata chiusa, è davvero fa male perché è una strada trafficata, una strada, insomma, la via per andare verso il mare, ed ieri era silenziosa, a terra l'ennesima vittima della strada. E dice: noi abbiamo proposto più iniziative, abbiamo chiesto di mettere un autovelox, abbiamo chiesto di mettere qualcosa per cercare di rallentare la corsa delle macchine e non c'è stato data nessuna risposta, e purtroppo ieri, come vi ho detto, l'ennesima vittima. Io vedo già Cristian Arboit. Cristian, buongiorno. Sì, buongiorno Daniela, buongiorno a tutti i telespettatori e le telespettatrici di Antenna 3. Mi trovo sulla Treviso Mare per darti un'indicazione tra Treviso Sud e Roncade, poco distante di fatto dall'incidente di cui parlavi tu, quello successo ieri nel pomeriggio a Meolo. Noi qui siamo ancora in provincia di Treviso, ieri appunto era già in territorio veneziano, ma poco cambia. L'arteria, la Treviso Mare, è una delle più, diciamo così, bersagliate dal fenomeno degli incidenti stradali, non potrebbe essere altrimenti, soprattutto in weekend come questi. E il traffico in questo momento è molto scorrevole, anche mezzogiorno, ma questa mattina ci sono stati flussi molto sostenuti. Ovviamente a osservare la situazione, a monitorare la situazione militari dell'Arma dei Carabinieri, ma anche la polizia, tutte le forze dell'ordine. Nelle immagini che vedete c'è appunto una pattuglia dei carabinieri. Questa mattina sono stati decine gli automobilisti fermati per un controllo, ovviamente. Perché? Perché c'è la necessità di tenere sotto controllo la situazione. La cronaca ce lo insegna, insomma, ieri 5 morti sulle strade del Veneto, sono veramente tantissimi. Tra l'altro controlli che sono già iniziati nottetempo con dispositivi specifici in tutta la Marca. Sono stati anche trovati 2 uomini pesantemente ubriachi alla guida, uno nella zona di Conegliano, l'altro a Casale sul Sile. Quest'ultimo aveva un tasso alcolemico superiore ai 2 microgrammi per litro, quindi 4 volte il livello consentito, oltre 4 volte il livello consentito dalla legge. Ovviamente per questi soggetti scatta il ritiro della patente, ma anche il sequestro del mezzo. I dispositivi continueranno per tutta la giornata, non solo ovviamente sulla Treviso Mare, ma su tutte le arterie principali della Marca, per esempio la Feltrina, dove si concentra invece il traffico verso il Bellunese, verso le Dolomiti. Queste le 2 direttrici, ovviamente, Feltrina e Treviso Mare. Questa sera ovviamente vi aggiorneremo con tutti
i dati anche delle forze dell'ordine, speriamo sia una giornata tranquilla. Ma c'è un altro dato, un altro fenomeno di cui dobbiamo darvi conto in questa domenica, perché è una domenica da record anche sul fronte dei prezzi della benzina. Ormai in tutti i distributori, e questa mattina ne ho visitati circa una decina, i prezzi alla pompa sono superiori ai 2 euro sia per il diesel che per la benzina, e questo in modalità self, abbondantemente superiori ai 2 euro. Nelle 24 ore c'è stata un'escalation, ho parlato con tanti consumatori, con tanti automobilisti che si fermavano appunto per fare benzina prima di andare verso Jesolo, e ovviamente comincia a esserci anche rabbia. Un autotrasportatore mi ha detto: è sempre più difficile, è difficile sul lavoro, è difficile muoversi anche per chi ovviamente ha un'automobile privata. E ancora un ragazzo che mi ha riferito che spesso va in Slovenia, perché in Slovenia i prezzi sono più bassi di circa 50 centesimi. Però poco fa ho sentito anche un cecoslovacco che appunto diretto a Jesolo mi dice che appunto nella Repubblica Ceca più o meno i prezzi sono come i nostri. Ma questa sera faremo il punto anche di questa domenica da record sul fronte dei prezzi della benzina. Grazie davvero Cristian, grazie e buon lavoro. A te. Quella di oggi ovviamente è una giornata, una domenica di esodo di cittadini che partono verso le vacanze, ma anche cittadini che stanno andando al mare, come avete visto. Fortunatamente adesso il traffico non è un traffico intenso e si spera che questa sia una giornata più tranquilla rispetto a quella che abbiamo trascorso ieri. Romina, parlavamo, abbiamo visto anche automobilisti fermati, purtroppo sempre con alterazioni alcoliche, con tassi alcolemici alti. Insomma, sono delle vere e proprie armi in mano le auto. Sì, come ho detto prima, io dico sempre, quando parlo anche con le persone, io queste moto, biciclette, macchine, io le paragono ad una pistola che noi abbiamo in mano e che automaticamente, io dico sempre, c'è già il proiettile pronto, ma noi non siamo preparati, non la sappiamo usare. E quindi quando noi ci mettiamo in macchina o anche in moto, dobbiamo fare attenzione, dobbiamo capire che non è il mezzo che ha bisogno del cervello, lucido, limpido, ma siamo noi che dobbiamo avere bisogno del nostro cervello nel capire che cosa abbiamo in mano. Quest'arma che può fare male a noi, ma può provocare del male agli altri. Quindi anche trovare alla mattina, perché io non do colpa, perché molti magari dicono i gestori o le persone danno da bere. Non è vero, perché uno può comprarsi da bere dove vuole, fermarsi su un angolo e bere tutta la notte e alla mattina, come abbiamo visto adesso, essere al tasso alcolico al massimo. Quindi io dico solo una cosa: cerchiamo, se possiamo, di collaborare insieme. Io ieri ho sentito il sindaco di Meolo, Daniele, e sono d'accordo con lui pienamente e lo appoggerò in tutto, gliel'ho detto, perché è 2 anni che lui sta combattendo perché in quel posto, come è stato detto prima, venga fatto qualcosa. Messo un autovelox, io adesso non lo so perché non è che sono un'addetta a queste cose, ma non possiamo ricevere delle notizie o dire ma non servirà. Ma chi lo ha detto? Chi è che può dire non servirà? È come io avessi un dolore, vado dal mio medico e lui mi ordina una pastiglia. Io gli dico non servirà, ma io che ne so se può servire o non servire. Certo, bisogna provare. Bisogna provare. Allora, proviamo. La cosa che io chiedo, e l'ho detto anche ieri al sindaco appunto Daniele che stavamo parlando, uniamoci, unitevi amministrazioni, perché mettere l'autovelox, io so che è un brutto messaggio che passa per noi cittadini perché sembra che sia un mezzo per far cassa alle amministrazioni comunali. Bene, dimostriamo che non è così, dimostriamo che è un mezzo, che è una cosa che voi lo fate perché, come abbiamo detto prima, questo è un bollettino di guerra, ma attenzione,
che il bollettino di guerra può succedere anche a voi, può succedere a tutti. Certo, io non so se la regia riesce a mandarci in onda proprio il servizio di ieri sul mortale del Treviso Mare, perché sentiamo anche le parole proprio del sindaco, se riusciamo, se è pronto il servizio, eccolo qui. Il silenzio lungo la Treviso Mare in un sabato pomeriggio è assordante. La strada chiusa al traffico, all'altezza di un distributore di benzina a Meolo, si è consumata l'ennesima tragedia. Lo schianto devastante, un'utilitaria è finita sopra il guardrail. In mezzo alla careggiata, l'altra vettura, un Audi Q2 condotta da un giovane trevigiano. A terra il corpo senza vita dell'altro automobilista, un 82enne del Veronese. Viaggiava assieme alla moglie, portata con lei il soccorso all'ospedale in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Ferito anche il 31enne, trasportato con l'ambulanza al nosocomio. Un bilancio drammatico di un sabato di giugno. Sul posto è arrivato in pochi istanti anche il sindaco di Meolo. Mi sono recato qui quando ho saputo del sinistro, ero qui in zona, abbiamo in qualche modo gestito il traffico veicolare e purtroppo ho constatato il decesso di questa povera persona. Effettivamente adesso questo silenzio in questa strada, questo giorno d'estate è una cosa veramente stravolgente. A perdere la vita Ferdinando Nardi, che stava tornando a casa con la moglie di 64 anni dopo una breve vacanza al mare. Davanti a loro l'auto con a bordo i nipotini ed i genitori che hanno assistito impotenti alla tragedia. Secondo una prima ricostruzione del grave incidente, la macchina del 31enne che proveniva da Treviso avrebbe invaso, per cause ancora in corso di accertamento, la corsia dell'utilitaria. Una strada, questa, pericolosa. Ancora a fine 2019 avevamo avanzato una richiesta e subito nulla ostata dall'ente gestore della strada Veneto Strade per l'installazione di un dispositivo per la misura della velocità fisso. Successivamente la pratica è andata in prefettura, che ha seguito l'iter con l'aspetto tecnico seguito dalla polizia stradale, che purtroppo ad oggi ancora non ha dato nessuna risposta. La Treviso Mare è stata chiusa al traffico da entrambe le direzioni. Sul posto su M118 i vigili del fuoco ed i carabinieri per i rilievi di legge. Romina, scene come queste, lo so, nel senso che non parliamo ovviamente non voglio insomma ripercorrere un dramma, una tragedia che lei ha già vissuto, però queste immagini fanno male. Sì, fanno male, però io mi chiedo, come l'ho detto anche l'altra volta, ma nessun altro fa male? Cioè solo a chi viene colpito da questa cosa? Allora lo ribadisco, lo dirò ogni volta che verrò qui e mi dispiace dirlo perché sono una mamma, so che cosa si prova a vedere il corpo di una parte tua lì, ma allora provatelo, perché se neanche solo a vedere non vi entra, non vi fa qualcosa, io continuerò a dirlo. È brutto il messaggio che sto dicendo e mi dispiace moltissimo, ma vogliamo unirci, continuerò a dire, io insieme a voi amministrazioni possiamo e sono certa che possiamo arrivare all'alto. Con il sindaco di San Donà sono stata contattata perché ha pensato a una bellissima idea e cercheremo di poter portare, ma parte sempre tutto dal nostro Parlamento, dal nostro governo, da chi è in alto, ma chi è in alto e ci deve sostenere noi sono le nostre amministrazioni che ci devono dare appoggio, forza, perché noi da soli possiamo arrivare fino a un certo punto, ma non ce la facciamo. Allora deve colpire per unire le forze e andare avanti. Abbiamo pensato di fare. Perché non far passare obbligatorio che le autovetture escano con la scatola nera già innescata e con un microchip che segnali la velocità, che parta automaticamente, perché le forze dell'ordine, io non sto dicendo, magari saranno impegnate da un'altra parte, io ne ho sposato uno e non difendo queste, per carità, ma magari ti parte, sei in zona, ti arriva subito questo segnale che questo è di una velocità, perché io non credo che quella vettura, un Audipo, non poteva andare a 50. E se andava a quello vuol dire che era anche distratto. Allora ci sono tante cose messe assieme, la distrazione, la velocità.
E la cosa che rimane è che purtroppo una persona ha perso la vita. Non c'è più. Non c'è più. Lei prima mi stava dicendo un messaggio forte che forse dovrebbe essere veicolato soprattutto ai giovani, soprattutto alle famiglie, che è quello di, dice, vedere il proprio figlio a terra e vederlo portare via. Questo è quello forse che nessuno pensa perché non è accaduto a te. Sì, prima ne stavamo parlando, io dico sempre, è brutto, ma per poter magari capire che cosa si sta provando, forse bisogna andare nel posto e vedere. Un'altra cosa, che quell'autovettura la possiamo mettere e usare in un posto che magari quella strada è pericolosa e far capire anche con chi, come anche il sindaco Daniele ha detto, è stato lì, è andato nel luogo, ha guardato, possiamo metterla nel posto dove sappiamo che lì c'è questo pericolo e guarda che macchina, guarda, ti accompagno io se vuoi. Questo, possiamo mettere qualcosa, qualche autovettura distrutta, adesso stiamo incominciando con le discoteche, ma non solo lì, perché non è solo la discoteca, è tutto, perché lì non da Treviso Mare non c'è discoteca, stavano andando al mare, questi stavano tornando dalla vacanza. Secondo lei servirebbe fare anche dei corsi all'interno delle scuole? Ma io sono la prima a dirlo e sono la prima a chiedere che diventi obbligatorio fare un'ora, 2 ore, non lo so, ma portare all'interno delle scuole elementari, medie, superiori e anche all'interno delle autoscuole guida, come dicevo prima, la sensibilizzazione, il parlare, rimettere l'educazione stradale, il comportamento, cosa prevede la strada. Il ritiro di patente, è inutile che mi ritirano la patente, vabbè, pago la multa, mi ritira la patente, ma tanto fra un mese ce l'ho di nuovo la macchina. Qual è il problema? Allora c'è un messaggio sbagliato? Allora, abbiamo, diciamo, le forze dell'ordine devono essere lì, ok, questo non viene accettato dal sindaco che sta combattendo, io ne sono vicina perché lo so, di mettere un autovelox da far capire che non è che serve, i soldi vanno al comune, ma stiamo cercando di collaborare insieme, portiamo a scuola. Ma allora, caro governo, che cosa dobbiamo fare? E un'altra cosa, perché dobbiamo parlarne solo noi TV locali? Perché solo le TV locali devono parlare di questo bollettino di guerra? Mi chiedo, le altre TV, Mediaset, Rai, non vedono il bollettino di guerra? Da loro no? Non esiste? Certo. Penso che esiste anche da loro. Certo. Allora, penso che mattone su mattone forse qualcosa riusciremo a costruire. Quando vede questi incidenti lei si è insomma resa proprio, si è presa a cuore, sappiamo i motivi insomma che l'hanno portata a questa scelta, ha parlato con tanti familiari di vittime della strada, che cosa sono le cose che le dicono le famiglie? La cosa più bella è che mi dicono che sono una mamma forte e coraggiosa e che perché faccio, come mai ho questa forza? Io a loro dico solo una cosa, ho questa forza perché questa, nulla togliere, attenzione, non fraintendiamo certo. quello che sto dicendo, nulla togliere quando una persona sta male, sappiamo che si sta preparando, certo. Abbiamo provato, abbiamo tentato. Questa è un strappare provocato da altri, da chi non amava morire, da chi voleva vivere. Allora, non c'è più nessuno che può fargli giustizia, solo chi rimane. Allora, io mi sono messa con tutta me stessa, perché mio figlio, gli amici di mio figlio, queste persone hanno diritto di aver giustizia, ma perché non voglio più vedere questa strada grigia, sporca di sangue.
Certo, non ho detto che non ci saranno, ma li rallentiamo un po', cerchiamo di entrare. Cristian prima ha detto una cosa molto bella, c'è rabbia. Adesso c'è tanta rabbia dentro di noi, c'è la fretta, c'è la possibilità di uscire. Attenzione, che la rabbia molte volte fa partire il cervello e tu corri e non pensi a cosa puoi innescare, cosa puoi fare. Quindi io dico sempre che quando incontro queste persone, dopodiché è bello perché loro mi dicono: e io che cosa posso fare? Allora io gli dico: che cosa avrebbe voluto tuo figlio? Perché io ho fatto questo, perché io sono sicura che Riccardo e i suoi amici mi avrebbero detto: ma scusa, tu cosa stai a fare qua, a piangere? Io volevo vivere e invece tu cosa fai? Cerca che altre famiglie non passino quello che stiamo passando noi. Ed è per questo che mi metto in moto, ed è per questo che io sono contenta. Ma la cosa più bella è che non mi sento sola, perché quando vado da loro è dura, però so che loro sono vicino a me, mi danno quel piccolo ossigeno di andare avanti, di continuare a lottare. E quindi mi dispiace, posso fare una battuta, care amministrazioni, cari governatori, cari parlamentari, chi siete, a me non mi importa, dovrete sopportarmi ancora perché sarò una palla al piede in continuazione fino a quando non vedo qualcosa, perché io ho sempre detto dall'inizio quando sono venuta qua, le parole sono come le foglie, volano quando arriva il vento. Adesso io voglio i fatti e non mi fermo. Si può andare a fare un giro a Roma, certamente. Si può andare a suonare i campanelli alle amministrazioni? Certamente, mi manderanno fuori, non importa. Tanto il dolore più grande io ce l'ho dentro. Lei ha detto il dolore più grande ce l'ho dentro. Una domanda mi viene da fargliela. Se lei dovesse pensare a suo figlio, cosa direbbe oggi? Grazie Riccardo, perché so che tu avresti voluto vivere. Io proverò a vivere per te, a lottare per te, per i tuoi amici, per tutte quelle persone. E ti ringrazio perché hai fatto in modo, perché tu mi conoscevi, che questa cosa venisse trasformata in una missione. Quindi per rispetto di loro, per rispetto di mio figlio, questa missione la porterò avanti fino a che avrò le forze. E Riccardo, non mollarmi perché altrimenti crollo, ma so che lui non lo farà. Io devo essere sincera, anch'io piango, non è che non piango, anche qua mi trattengo, ma siccome so che dopo magari vado fuori, alla sera ricevo un messaggio da una signora, un messaggio, 5 minuti, è un sorriso e una forza. Quindi io sono contenta, anche se magari qualcun altro non lo farà, non mi contatterà, non mi cercherà, non vorrà trovarmi, non mi importa. Io so che quelle persone che mi sono accanto e so che accanto a me c'è una persona importante, mio figlio che è sempre qua. Purtroppo ogni giorno dobbiamo parlare di questo e parliamo di incidenti mortali. Nell'ultimo periodo, Romina, anche di incidenti di ragazzi giovanissimi come lo era Riccardo, giovanissimi, parliamo anche di sedicenni, purtroppo una strage, lo abbiamo messo anche nel titolo, una strage senza fine. Lei diceva facciamo delle iniziative, portiamole a scuola, portiamole fra i giovani. Secondo lei il fatto che sono rimasti chiusi questi 2 anni di pandemia hanno fatto evolvere la situazione ancora di più perché la gente si è mossa maggiormente, oppure comunque era una problematica che c'era anche molto prima della pandemia? Allora, secondo me una problematica c'era anche prima della pandemia. Non penso che sia nata solo dalla pandemia. C'era anche prima, c'è sempre stata, perché secondo me c'è sempre stata, solo che magari, come ho detto prima, non c'era una palla che rompeva le scatole come faccio io, ma no, è un modo per dire. Quindi sono convinta che c'era anche prima, solo che adesso la mentalità, io ho dei ragazzi all'interno, è diversa.
il relazionarmi con la gioventù d'oggi non è il relazionarmi come quando i miei si relazionavano con me. È totalmente diverso ed è per questo che io, quando cerco di parlare con le persone, quando cerco di coinvolgere anche tutte le istituzioni, tutti quanti, anche altre persone, e dico: attenzione, i tempi sono cambiati. Non è che tu adesso puoi dirgli no, oggi stai a casa, punto. No. E se lo fai arrabbiare, lo fai uscire ancora di più, perché lo fa per dispetto dopo, prenderti la macchina e andare, o ritornare quando vuole. Allora, c'è sempre stata, e continuerò a dire, solo che si sta aggravando. Allora, io mi pongo una domanda: perché si sta aggravando? Cosa manca? Allora, mettiamoci a un tavolo, qua c'è un tavolo rotondo, mettiamoci tutti al tavolo, tutti, specialmente verso il Veneto orientale, perché adesso inizia l'estate e tutto quanto. Mettiamoci a tavolo, vediamo che cos'è che non va. È come quando si gioca a scacchi, una pedina è sbagliata perché va messa di qua, l'altra va messa di là. Prima o dopo succederà qualcosa. Il sindaco di Meolo, Daniele, ha fatto questa proposta: dimostro che l'incasso non va all'amministrazione. Bene. Altre amministrazioni, aggiungiamoci a loro, dimostriamo che non mettiamo gli autovelox ma lo facciamo perché si vuole aiutare ad evitare queste stragi, ad evitare di andare lì, perché io non lo auguro a nessuno di vedere tuo figlio o chi è dentro, tirarlo fuori da una cella e tu non lo vuoi lasciare. E tu non lo vuoi lasciare perché pensavi che tornava a casa, ma non è tornato. Con queste parole noi ci fermiamo un attimo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, vi do notizia anche di un altro incidente, però questa volta in montagna. Muore davanti agli occhi dei compagni un alpinista della provincia di Venezia di 67 anni, è morto nel pomeriggio di ieri dopo essere precipitato dal Monte Granero in provincia di Cuneo. L'uomo stava salendo in vetta attorno alle 13 di ieri quando avrebbe perso l'equilibrio cadendo nel vuoto. I suoi compagni di spedizione hanno subito lanciato l'allarme, ma il soccorso alpino ha incontrato alcune difficoltà a causa delle condizioni meteo negative. 2 tecnici sono stati sbarcati a circa 400 metri di dislivello a valle dal punto dell'incidente, dove poi hanno proseguito a piedi. Lo vedo sullo schermo il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, buongiorno. Buongiorno. Direttore, ecco qua. Direttore, stiamo parlando purtroppo di un bollettino di guerra che è quello degli incidenti stradali mortali. Abbiamo visto nel Veneto ieri, insomma, almeno 5 vittime. Sì, purtroppo in questo periodo effettivamente, però è un po' come dire, anche negli altri anni il periodo estivo diventa il periodo più a rischio per quanto riguarda gli incidenti stradali, soprattutto dei giovani. È vero, abbiamo avuto diversi codici rossi, diversi incidenti e purtroppo i limiti di velocità che non vengono rispettati qualche volta, questo aumenta del 5% di più ovviamente la gravità degli incidenti, come l'alcol di per sé, che aumenta il rischio, fa diminuire la concentrazione, le cinture ancora di sicurezza che non vengono utilizzate e, come dico sempre, purtroppo l'utilizzo dei cellulari durante la guida, che sono veramente il vero punto di disattenzione, dove purtroppo basta un secondo a guardare il cellulare che subito si perde l'assetto del mezzo e si rischia grosso. Ecco, tante le chiamate, ci dicevano anche, appunto, come diceva lei, al servizio emergenza, fuori per il Covid e fuori adesso per gli incidenti stradali. Sì, fuori per il Covid, un po' meno adesso sicuramente, che c'è un allentamento della tensione, anche se poi c'è una ripresa, ma soprattutto per gli incidenti stradali anche gravissimi, cioè tanti codici rossi e anche tanti codici gialli, quindi abbiamo un periodo veramente di un assalto al pronto soccorso con una numerosità direi eccessiva anche rispetto all'anno scorso di codici rossi. Ecco, parlava del pronto soccorso, ci diceva insomma che c'è anche una questione di personale, di problematiche proprio all'interno del pronto soccorso.
Sì, noi facciamo, scusi, facciamo fatica a trovare medici, purtroppo è una specialità ovviamente dove si trovano pochi specialisti, anche perché, come dico sempre, la programmazione nazionale è stata veramente, come dire, poco efficiente dal punto di vista della numerosità nelle scuole di specialità. Oggi abbiamo invece numeri abbastanza elevati, dall'anno scorso che sono partiti in scuole di specialità, purtroppo non vengono coperti tutti, perché fare il medico di pronto soccorso, il medico all'emergenza è un lavoro a rischio, un lavoro pericoloso, un lavoro stressante, e per cui i giovani medici non si sentono di iscriversi a questa specialità. E quindi, mancando i medici, noi stiamo sostanzialmente tentando di rafforzare con gli infermieri, che oggi sono effettivamente molto preparati anche nell'emergenza e quindi anche nel triage avanzato, per cui dovremmo sopperire la carenza dei medici con l'aiuto di infermieri altamente professionalizzati. Ecco, sono già arrivati e quando arriveranno? Allora, noi abbiamo fatto, in poche parole, abbiamo scorso la graduatoria, dovrebbero arrivare entro questo mese 6 infermieri per Treviso, 4 infermieri per Castelfranco, Montebelluna e Conegliano. Però ci eravamo un attimo rallentati nel scorrere la graduatoria per un motivo molto semplice, che dobbiamo garantire anche i centri servizi, che anche per loro c'era difficoltà a reperire personale. La graduatoria degli infermieri sta finendo, adesso aspettiamo una nuova graduatoria che avremo con gli infermieri che si laureano tra poco, e quindi potremo attingere ulteriormente a forze fresche. Quindi come medici invece per il momento non c'è un rafforzamento come lo... No, assolutamente no. Come medici purtroppo non abbiamo specialisti, ci stiamo servendo, e ringrazio anche dell'aiuto di medici che sono in altre scuole di specialità in particolare, oppure in scuole di specialità di medicina d'urgenza, perché gestiscono, insieme anche a qualche medico di famiglia che ha accettato di venire, per esempio a Oderzo, la continuità assistenziale, ma soprattutto i codici bianchi in ospedale, perché ricordo a tutti, i codici bianchi non sono, ecco, non dovrebbero essere gestiti nel pronto soccorso, perché nel pronto soccorso arrivano le urgenze e le emergenze. Noi abbiamo tanti diversi codici bianchi che arrivano, e questo, aver creato un ambulatorio a parte di codici bianchi, ci aiuta ovviamente a smaltire e far aspettare meno le persone. Ecco, direttore, lei prima ci diceva comunque c'è stato un aumento negli ultimi giorni soprattutto di pazienti positivi. Sì, guardi, allora abbiamo sostanzialmente nei centri servizi, per fortuna la situazione è sotto controllo, abbiamo solo 18 ospiti positivi su 5.200 ospiti delle case di riposo, quindi molto contenuto, perché nelle case di riposo, nei centri servizi, si sta ancora vaccinando e si fa in modo tale da evitare appunto il propagarsi di Omicron B e A2 e 4, perché ormai siamo arrivati al sottogruppo 4. E quindi la vaccinazione aiuta ovviamente a tenere distante l'entrata in ospedale, non la positività, ma l'entrata in ospedale dei pazienti. E abbiamo quindi un incremento, siamo 318 su 100.000, quindi stiamo crescendo, ma la nota positiva è che abbiamo pochi ricoveri, ecco, in ospedale di persone che ovviamente hanno fatto le 3 dosi o addirittura le quarti dosi. Abbiamo 2 persone in terapia intensiva che invece avevano fatto solo 2 dosi, con pluripatologie, e che sono positive al Covid. Ecco, invece come ultraottantenni, com'è la situazione delle vaccinazioni? Non erano ancora arrivati in tanti, com'è la situazione oggi? Sì, non erano ancora, non sono arrivati in tanti. Allora abbiamo deciso, ma qua a livello Veneto, oltre che di averli chiamati, perché abbiamo fatto tantissimi SMS e telefonate, abbiamo spedito oltre 24.000 lettere agli over 80 e ai fragili, in modo tale da sollecitare, ecco, questo Posso arrivo alla rivolgere una domanda? vaccinazione. Noi ci auguriamo che questo avvenga, perché questo, lo diciamo, non ci fa, ovviamente non riusciamo a non prendere qualche volta il virus, perché è chiaro che, purché anche se vaccinati, è possibile prenderlo, però sicuramente il vaccinarsi ci tiene lontano dall'ospedale e dalle patologie più importanti, tipo la broncopolmonite e queste cose che ci obbligano ad andare ad essere ricoverati.
Direttore, un'altra domanda. Si sta cercando di smaltire, diciamo, tutti gli interventi che erano stati sospesi durante questi 2 anni di pandemia. Come si è messi in questo momento nella Marca? Guardi, allora, per quanto riguarda il 2021, quello che si era creato, le 40.000 che si erano create, visite specialistiche, sostanzialmente siamo arrivati a oltre il 90%. Il problema vero è, come spesso dico, i 2 anni dove le persone hanno evitato di venire in ospedale anche perché non potevano venire, perché se vi ricordate c'era difficoltà anche a entrare negli ambulatori in ospedale, si sono accumulate ulteriori visite, per cui noi abbiamo richieste di visite specialistiche in più rispetto al 2019, che era l'anno in cui non c'era il Covid, del 10, 15, 20%. Quindi stiamo smaltendo tutto il pregresso del 2021 e stiamo affrontando, ecco, il 2022, che è effettivamente estremamente numeroso. Stesso vale per gli interventi chirurgici. Stiamo chiamando tutti quelli del 2021, abbiamo ovviamente ancora tante persone che del 2022 che dovremmo ovviamente fare. La cosa positiva è che verso settembre-ottobre attiveremo le nuove sale operatorie, per cui potremo lavorare in linea con le nuove sale operatorie e quindi pensare a fine anno di riuscire a smaltire completamente le liste d'attesa anche a livello di attività chirurgica, soprattutto quando partirà, credo già i primi di settembre, il Day Surgery di Vittorio Veneto, dove concentreremo buona parte di piccoli interventi in modo tale da dare una risposta, quindi ernie, quindi colecisti, certo, quindi interventi minori che devono essere fatti, anche se non così prioritari, e quindi utilizzeremo la piastra di Vittorio Veneto per fare questo. Direttore, sarà un'estate calda, però vorrei tornare sugli incidenti. Ieri, insomma, l'abbiamo detto, 5 morti in tutta la regione, insomma, sono tanti. Sarà davvero un'estate calda questa sul fronte degli incidenti stradali e per voi, insomma, anche. Sì, sarà un'estate calda anche perché, voglio dire, continuiamo ad avere pazienti Covid, persone Covid che sono in ospedale, abbiamo da battere liste d'attesa, abbiamo il personale che deve fare le ferie, dovute ferie, sono stati bravissimi, stanno lavorando ancora, si stanno impegnando. Non abbiamo, perché mancano gli specialisti, non abbiamo la possibilità di sostituirli con specialisti appena arrivati, perché questo avverrà verso la fine dell'anno e soprattutto nel 2023, per cui effettivamente sarà dura per noi, per i nostri operatori, perché chi deve ovviamente rispondere alle esigenze. E per quanto riguarda la strada, ecco, noi stiamo adesso assumendo, grazie alla graduatoria di Azienda Zero, delle psicologi che entreranno più di una trentina nell'organico dell'ULSS. Quindi lavoreremo molto anche con la prevenzione verso i giovani, quindi le sostanze, alcol e altre sostanze che creano dipendenza, e anche ovviamente l'educazione stradale, perché credo sia fondamentale arrivare ai giovani anche con questi messaggi importanti. Oggi lo possiamo fare perché per fortuna, diciamo, non siamo più nell'emergenza Covid di 2 anni e riusciamo quindi a partire finalmente anche con ambulatori di prevenzione. Direttore, la ringrazio, grazie davvero. Grazie a voi e buona giornata. Grazie, buon lavoro e buona giornata. Questa è una notizia importante, arrivano 30 psicologi, che non è poco importante, anzi un aspetto importante perché... No, io sono contenta anche perché un po' io già lo sapevo, perché grazie al sindaco di Spresiano, Marco Dalla Pietra, noi stiamo impostando e siamo quasi all'arrivo appunto di questo, che anche all'interno dell'associazione, collaborando appunto con l'ASL 2, si cerchi di fare questo, perché io dico sempre, quando arrivano non sai come, perché io non voglio staccarmi da te, da mio figlio, però c'è il modo per allontanare questa mamma e, come ha detto lui, bisogna spiegare, e chi meglio che di un psicologo o di qualcuno esperto. Io posso dare la mia esperienza, posso andare a spiegare ai ragazzi attenzione a cosa avete in mano, però ci vogliono le persone, per questo che io dico collaborazione. Certo, l'importante è fare sinergia perché, l'abbiamo detto, sì, comuni, istituzioni, l'ASL, le associazioni tutti insieme, insomma qualcosa si può fare. Io vedo già Wanda Pradal, presidente dell'Avis del Veneto, la vedo sullo schermo, buongiorno.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno, stiamo parlando di incidenti stradali. Con lei parlavamo proprio di questo. C'è una carenza di sangue, una carenza di plasma e gli incidenti sono tantissimi, l'abbiamo sentito anche dal direttore generale continuamente. Questa è una problematica davvero importante, Presidente, perché manca il sangue. Sì, diciamo che l'anno 2022 è iniziato con un po' di carenza sia di donazione di sangue che di plasma. Anche la mancanza di medici, che ha appena detto il direttore generale Benazzi, anche questo in tutti i reparti, come pure anche nei centri trasfusionali, mancano medici, infermieri e questo sta penalizzando insieme anche alla stanchezza che i donatori hanno. Ovviamente adesso con l'apertura delle sale operatorie abbiamo necessità di continuare con la nostra missione, che è quella della donazione del sangue, per permettere che questi interventi, anche quelli che del 2021 stanno aspettando di essere fatti, ci siano. E il sangue, come sappiamo tutti, è un elemento essenziale per poter fare determinati appunto interventi. La strage delle strade adesso è veramente preoccupante. Vuoi la voglia di andare fuori, di correre, di stare insieme, questo sta penalizzando molto. Ben vengano gli psicologi che appunto il dottor Benazzi, il direttore generale, ha accennato che ci sono fondamentali per i nostri giovani, ma per tutti quanti. Veniamo da 2 anni di veramente di disperazione, perché comunque questo Covid ci ha allontanato l'uno dagli altri e abbiamo necessità di stare insieme, ma abbiamo necessità anche di un aiuto anche noi donatori per poter continuare la nostra missione. Io non penso che i donatori del Veneto abbiano dimenticato o dimentichino i nostri ammalati, perché comunque i nostri ammalati sono i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici. Abbiamo necessità di continuare questa nostra missione, assolutamente. Abbiamo necessità di avere l'autosufficienza Veneto, ma anche di poter aiutare chi non ha ancora l'autosufficienza. Ecco, Presidente, vogliamo lanciare un appello perché, come ha detto il dottor Benazzi, e vorrei puntualizzare, serve il sangue per tutti i malati ovviamente, però sono tanti davvero gli incidenti stradali e la necessità in questo momento di avere del sangue, del plasma a disposizione è fondamentale per salvare delle vite. Assolutamente sì, è fondamentale. Il sangue non si crea artificialmente, lo sappiamo tutti, lo diciamo da tantissimo tempo. Ben venga se succede, però in questo momento abbiamo necessità del nostro sangue, dei nostri globuli rossi. C'è necessità di sangue per gli interventi, per gli incidenti che stanno capitando, che ci stanno veramente distruggendo a livello psicologico, perché vittime, persone che se ne vanno così per la strada è una cosa terribile per le famiglie, per chi che mancano a tutti noi. C'è bisogno anche di plasma. Il plasma, come si sa, si fanno i farmaci salvavita assolutamente necessari per tutte quelle malattie che non sono quelle immediate, come la donazione dei globuli rossi che devono essere trasfusi negli incidenti o negli interventi, ma abbiamo necessità di continuare assolutamente di fare sia sangue intero, vale a dire globuli rossi e plasma, assolutamente c'è necessità che i donatori riprendano la voglia di continuare a donare, è necessario che tornino tutti a donare. È vero, siamo tutti stanchi, abbiamo passato 2 anni veramente terribili, ma dobbiamo guardare avanti, dobbiamo riprendere le nostre modalità di essere solidali verso chi sta soffrendo. Ecco, lei ci diceva, fondamentale, venite a donare perché rischiamo davvero di non avere il sangue a disposizione, di non riuscire più ad aiutare. Sì, noi come Veneto diciamo che non siamo ancora in super emergenza, però ci manca poco, dobbiamo comunque continuare a donare. Mi auguro che anche i medici, gli infermieri nei centri trasfusionali come nelle nostre 3 UDR, vale a dire Venezia, Padova e Treviso, continuino la loro missione della donazione assolutamente. E mi auguro che anche questa mancanza di medici, che comunque non è solo nel Veneto ma è in tutta Italia, ma questo si risolva nel più breve tempo possibile, o bisogna assolutamente trovare delle modalità diverse per poter entrare nei centri trasfusionali con orari flessibili, anche per permettere ai nostri donatori di poter continuare l'attività di donazione. Fra l'altro sembra un po' un paradosso, nel senso che d'estate di solito è il momento in cui
serve maggiore sangue perché l'abbiamo detto, purtroppo l'estate, e siamo all'inizio, ne parlavamo anche con Romina, sono iniziati gli incidenti stradali, quindi serve più sangue, e l'estate è il momento dove c'è però più carenza, più, insomma, meno donazioni, forse perché le persone comunque vanno in ferie o... Sì, diciamo che solitamente le nostre campagne è quella prima di andare in ferie vai a donare. Mai come quest'anno, questa è una necessità assolutamente importante da farsi. Perciò io invito veramente tutti i donatori e quelli che vogliono diventarlo, prima di andare in ferie, di andare a donare. Non è che nel periodo estivo, è vero, siamo tutti stanchi, abbiamo voglia dopo 2 anni di pandemia e che comunque non ci ha ancora lasciato, dobbiamo stare molto attenti sicuramente, però abbiamo necessità di continuare. L'estate è quella che ti viene voglia di mollare un attimo perché abbiamo tutti necessità di tranquillità, di serenità, di tranquillità e di riposo, però dobbiamo ricordarci che i nostri ammalati, perché sono nostri, sono i nostri familiari, i nostri amici, i nostri parenti, hanno bisogno del nostro sangue salvavita e del nostro plasma salvavita, assolutamente. Io penso che i donatori del Veneto questo se lo ricordano bene, però vorrei proprio lanciare: non andate in ferie prima di non aver donato. Romina, questo è un altro aspetto importante perché noi parliamo di prevenzione che è fondamentale per gli incidenti stradali, noi parliamo di parlare ai giovani, parliamo di psicologi, ma questo aspetto del reperire il sangue è assolutamente fondamentale. Io mi aggiungo anch'io all'appello che ha fatto appunto la signora la Presidente. Andate a donare, non costa tanto, solo 5 minuti. Fa più male perdere un figlio e fa più male sapere che non c'è sangue se questa persona magari riusciamo a salvarla da un incidente, a estrarla da una macchina e portarla in ospedale, ma ha bisogno di sangue. Provate a pensare quanto bene fate a quella famiglia che magari suo figlio vedrà ritornare a casa perché voi avete donato il sangue. Sono solo 5 minuti. Ve lo dice una mamma che lo fa tutti i giorni se potrebbe, donerebbe tutti i giorni perché fa più male non vedere, quindi andate a donare, 2 minuti, bastano 2 minuti e poi potete andare in vacanza, ma salvate i nostri giovani, salvate tutte le vite, 2 minuti. Presidente, per andare a donare, per i nuovi donatori, per chi decide oggi di voler donare, che cosa deve fare? Allora deve avere compiuto 18 anni di età, la maggiore età, deve pesare almeno 50 kg e si deve recare presso un centro trasfusionale della nostra zona, ovviamente vale a dire tutto il Veneto. Abbiamo anche delle raccolte associative domenicali, tutte queste informazioni comunque sono nel sito di Avis Veneto e anche nei siti delle varie provinciali. Deve avere uno stile di vita corretto e deve assolutamente essere solidale con chi sta male. Molto. Presidente, io la ringrazio. Grazie a voi, veramente buona domenica. Grazie, e spero che diminuiscano immediatamente gli incidenti. Non abbiamo necessità di queste cose assolutamente. Auguro a tutti voi una buona domenica e una buona donazione a chi è solidale con gli ammalati. Grazie, grazie davvero, grazie Presidente, buona domenica anche a lei. Tanti aspetti, la vedo con le lacrime in questo momento. No. Ci sono tanti aspetti di questo... Come ha detto prima la Presidente, solidali, vicinanza, basta poco. Ricordatevelo, basta poco. Ecco, prima di andare in pubblicità io vorrei dire questo, che l'importanza di fare squadra. L'Avis per la questione del sangue, i comuni, gli enti locali, le istituzioni, le forze dell'ordine, perché le forze dell'ordine ci sono presenti, non possono essere dappertutto, perché ogni volta si dice ma dove sono? Ci sono, ma il territorio è vasto. E come i medici. Esatto, le strade sono tante, quindi però si può fare di più, Romina, si può fare di più, sì. Si deve fare di più. Sì. Proviamo a fare una cosa, cerchiamo di non guardare chi deve arrivare primo, chi è in prima fila,
chi deve ricevere il merito. Forse lo riceviamo tutti quanti se ci uniamo insieme, salvando o magari cercando di salvare una vita. Non c'è un premio, l'unico premio è far ritornare a casa un figlio, un genitore, un padre, non lo so, ma far tornare a casa quella persona, viva, anche magari donando del sangue che magari anche su un incidente può uscire che ha bisogno. Siate solidali, siate uniti, non fate la gara a chi arriva prima o chi arriva ultimo, non ci sono gare in questo caso. Non ci sono vincitori soprattutto. Brava. La lotta, questa è una lotta che lei continuerà. Ho detto prima, mi dispiace per chi mi dovrà sopportare, mi dispiace per tutte le istituzioni, mi dispiace anche per le persone perché, guardi, anche ieri ho ricevuto delle cose non belle che mi sono arrivate da cose, da persone, ma non mollo. Se a qualcuno dà fastidio quello che sto facendo, mi dispiace. Perché dice, le hanno mandato dei messaggi? Sì, mi sono arrivate delle cose che ma non è questo l'importante. Non hanno capito che forse, è vero, un attimo piango come prima 2 minuti, ma adesso sto sorridendo. Quindi vuol dire che mi è ritornata la forza per combattere ancora di più. Quindi quando ho quelle persone sincere accanto a me, quelle istituzioni sincere accanto a me, quei parlamentari o quei governatori, io non ho problemi. Vi dirò, continuerò fino a che ce la faccio, perché dopo, altrimenti, anche con una carrozzina, sarò una palla al piede, perché io so che cosa significa perdere una persona e vedere la chiusura. Io non l'ho vista, ma me l'hanno spiegato, la chiusura di tuo figlio e tirare fuori tuo figlio dalla cella su un tavolo d'acciaio. Attenzione, avete tutti dei figli, avete tutti dei genitori e siamo tutti sulla strada. Non dite mai, perché può succedere. Quindi preveniamo, certo, prima di. E come hai detto tu, scusa se ti do del tu, assolutamente, non c'è gara, c'è una vittoria unica, che siamo riusciti ad arrivare e ad mandare dei messaggi importanti e a rallentare magari qualche incidente, non 10 ma magari 9, un passetto alla volta. E noi lo ricordiamo sempre che anche una sola vita salvata, quella è una vittoria, quella è davvero una vittoria. Infatti Romina, io ho detto sempre, mi dispiace, so che ma non mollo, vi ho già avvisato, non guardo in faccia a nessuno, chi mi conosce lo sa già molto bene. Non è detto che io non soffro, non pensate che io stia qua sorridendo, ma mio figlio mi ha dato questa forza e quando ho visto loro 4, perché per mio figlio erano come fratelli e quindi per me sono come figli, mi dispiace, non voglio che nessuno provi quel dolore che sto provando io. io ringrazio davvero Romina per essere stata qua con noi, per aver parlato, per aver lanciato tutti questi appelli che sono importanti, fondamentali, li lanciamo ogni giorno per cercare di vedere se attraverso una sinergia con tutti si può almeno salvarne uno. Ringrazio davvero per essere stata con noi. Noi ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio perché parleremo di un altro fenomeno che purtroppo sta continuando ed un'altra strage che è quella dei femminicidi.